In 4 anni è riuscita a recuperare il deficit di quel dramma? Assolutamente no, è ancora adesso una rincorsa al pagamento dei debiti e al pagamento delle cose che sono andate perse, sono andate perdute. Oggi come allora si promettono fondi, i fondi arrivano. Sì, i fondi che vengono promessi in qualche modo nei mesi arrivano. Il problema è che non si riesce a capire come vengono quantificati questi fondi, perché i parametri che vengono utilizzati per capire quanti fondi vengono destinati a ciascuna attività non sono reali, non sono quelli giusti. Ho delineare alcuni problemi appunto che emergono. Il primo in assoluto è il fermo attività. Nel mio caso è stato pari al danno dell'alluvione, quindi se io ho avuto 10 di danno alluvione ho avuto 10 di perdita di incasso, perché non ho assolutamente avuto nessun tipo di risarcimento del fatto che ho dovuto rimanere chiusa. Certi moduli poi vanno compilati subito dopo il fatto, in quel caso a mente subito calda forse non aiuta nemmeno questo. No, assolutamente no, perché uno in quel frangente non riesce neanche a rendersi conto bene del danno effettivo che è stato fatto da una calamità naturale di quel genere lì. Non riesci a renderti conto di quanto poi effettivamente ti occorrerà per ripartire, perché se io perdo un arredamento vecchio di 5-10 anni, non sono quei soldi lì che mi servono per ricomprare almeno un arredamento pari, e parlo solo dell'arredamento, senza contare dei macchinari. I documenti da compilare per la richiesta di risarcimento sono terminati allora oppure in questi anni c'è stato ancora modo di portarsi avanti con queste cose? Allora, c'è stata ultimamente una riapertura di un ulteriore fondo, sempre legato al discorso alluvione del 2014, con una burocrazia pazzesca. Cioè, io l'ho compilata, l'ho fatta, ci ho messo 2 mesi per riuscire a tirar su tutti i documenti che mi chiedevano, speriamo di averla fatta nel modo corretto e aspettiamo vedere se posso avere ancora questo ulteriore piccolo aiuto, però è difficile.